atto del Consiglio Comunale del documento trasmesso a firma della Giunta Comunale della Regione Toscana avente per oggetto osservazione alla via del progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte geotermica della potenza di 20 MW nel comune di Castagnaio, presentato da Reme Green Power denominato PC6. Allora, il motivo per cui poi leggo anche l'altro punto, così, l'ottavo punto è mozione, procedimento via per nuova centrale PC6, presentata dal gruppo consigliare centro-sinistra PPA Castagnaio, protocollo numero 4871 del 9/5/2017 e successive integrazioni protocollo numero 5648 del 25/5/2017 e 6040 del 5 giugno 2017. Il motivo per cui ho letto tutti e due punti è perché noi siamo a fare la ratifica di un documento che è già stato inviato alla Regione. Inviato alla Regione a firma del sindaco di tutta la Giunta, perché questo è un atto politico, non è un via da un punto di vista tecnico, ma è un via da un punto di vista politico, perché da un punto di vista tecnico il via deve rilasciare l'ufficio tecnico e gli organi competenti. Quindi queste osservazioni fatte dalla Giunta e dal sindaco, che comunque noi ai nostri consigli di maggioranza avevamo già parlato, perché poi è oggetto sempre di quella che è stata la nostra intenzione da un punto di vista giuridico, non possono essere modificate per la semplice ragione che c'è un documento ufficiale che emana la Regione, quindi non lo modifichiamo e non può essere modificato per questi motivi. D'altronde la richiesta che mi sembra il capogruppo, vuole parlare il capogruppo o la Nasacchi, guardo il capogruppo Samuele. Ne abbiamo parlato con Samuele prima del Consiglio. Noi abbiamo esaminato le osservazioni che partono dagli stessi punti da cui parte la nostra mozione. La prima è tempestiva in quanto manca l'individuazione delle aree non idonee e il primo aggiornamento che noi abbiamo fatto della mozione è stato fatto proprio a seguito della delibera della Giunta regionale sulle linee per l'individuazione delle aree non idonee. Non c'erano ancora al primo protocollo, quindi noi avevamo chiesto addirittura che, non conoscendo di preciso il fatto che non tutto si possa dichiarare non idoneo, abbiamo chiesto all'amministrazione comunale di dichiarare il nostro territorio rimanendo al di fuori delle aree, delle centrali, di dichiararlo non idoneo, ma non per capriccio, perché in una delle linee su queste aree non idonee dice, una delle tante, dice che sono dichiarabili aree non idonee quelle dove c'è già una saturazione di produzione geotermica. Poi naturalmente i parchi, le aree protette e tutte le altre, e quindi è condivisibilissimo. La seconda osservazione è che manca un nuovo protocollo d'intesa. Noi siamo partiti dal protocollo d'intesa del 2009, quello con cui dopo anni si faceva un riassetto, si riorganizzava tutto il territorio occupato dal fenomeno della geotermia. Mi ricordava poco fa Baffoni che l'ultima autorizzazione all'Enel era stata data nel 90, però non c'era stato, a seguito di quest'ultima autorizzazione, non c'era stato da parte dell'Enel una cura generale del territorio. Quindi, insomma, avevano lavorato a man bassa, e quindi con questo protocollo che
che cosa si faceva? Si dava un ordine, si stabilivano soprattutto delle regole che fino ad allora non erano state chiare, di comportamento e di azioni da fare da parte dell'ENEL. Quali soprattutto? La chiusura di PC2. La chiusura di PC2 però che cosa comportava? Avrebbe comportato. PC2 alimentava Floramiano. PC1 pista. Insomma, quella di Santa Rosa, la casa di Santa Rosa, alimentava la Floramiata. Chiudere immediatamente e senza altro contrattare quella centrale avrebbe messo in crisi questa azienda che ha un'occupazione non per la minima parte del nostro territorio, ma che recepiva tutto il fenomeno della chiusura delle miniere, veniva a seguito della chiusura delle miniere. Quindi, che cosa si chiedeva? Si chiedeva il termodotto, in modo da salvare la produzione di Floramiata e l'occupazione naturalmente, e l'occupazione di Floramiata e chiudere il tutto. Poi si stabilivano i compensi, si stabilivano le ricadute, era un protocollo del 2007 andato in attuazione nel 2009 di carattere generale, quindi che prevedeva degli obblighi che in realtà poi sono stati sottoscritti, insomma questi accordi erano stati sottoscritti dalla Regione, dalle 3 province geotermiche, Siena, Grosseto e Pisa, da 15 comuni geotermici, non tutti sede di impianto, ma i 15 comuni che insistono sul bacino geotermico, da 5 comunità montane. Era stato un lavoro molto complesso, faticoso e molto lungo, però si era giunti ad un chiarimento, cioè si era giunti a questo protocollo. Dopo questo, quindi questa obiezione, figuriamoci insomma, se è condivisibile. Dopo questo protocollo c'è stato il piano, il PAE, il piano ambientale ed energetico regionale, che recitava esattamente sul riassetto e sulla produzione geotermica che la produzione geotermica, lo sviluppo della produzione geotermica vale in particolare per il territorio dell'Amiata, dove il riassetto della concessione di Pian Castagnete e la nuova centrale denominata Bagnoli 4 hanno portato la potenza complessiva installata intorno ai 100 megawatt, fissando un punto di equilibrio tra lo sfruttamento della risorsa e le tecnologie oggi impiegate a vocazione socio-economica del territorio. Questo che cosa significa? Questa è la situazione cristallizzata, oltre la quale poi c'è anche la direttiva 140 del febbraio di quest'anno della Regione Toscana, che riprende esattamente le stesse identiche parole. Quindi il patto, il protocollo, questo dice: se c'è questa nuova richiesta dell'ENEL di una centrale, di un'ulteriore centrale, uguale a quelle di prima, cioè tecnicamente la chiamano flash, io ripeto il termine imparato, non dico capito, non dico capito. Comunque qui le chiama flash. Sono due direzioni, flash è quella scarica diretta. Però qui le chiama ancora flash, voi mi potete confermare, lo scrivere. Quindi noi che cosa abbiamo detto in questo protocollo? C'è un altro accordo, c'è un accordo diverso? No. Quindi se va l'accordo tuttora valido, questo, per cui i 60 megawatt concordati in questo protocollo, cioè prima di arrivare alla firma del protocollo, Enel chiedeva 80 megawatt. Dopo, con tutta la trattativa, si arrivò a 60 megawatt con una eccezione, diciamo, che se fosse
mancato, perché per esempio la PC2 aveva abbassato la pressione, quindi se fosse mancato l'energia sufficiente a mantenere i 60 megawatt si sarebbe discusso una qualche altra perforazione, ma oltre i 60 megawatt non si andava e l'Enel ha sottoscritto. È stato ribadito che i 60 megawatt più i 40 bagni recentemente stabiliti sono il limite normale, oltre quello non si può fare. Quindi io dico, questo è una cosa, anche senza discutere dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle nuove tecnologie, c'è un patto su 100 megawatt. I 100 megawatt l'abbiamo raggiunto, per cui un'ulteriore concessione di 20 megawatt, considerando anche che il nostro è un territorio piccolo, non abbiamo il deserto del Nevada, abbiamo un territorio piccolo e anche in certi punti anche interessato da fenomeni franosi. Quindi molto semplicemente questo è il patto, o si cambia il patto o si ritiene valido quello tuttora esistente. Non che le altre osservazioni non siano condivisibili, manca un'innovazione tecnologica. L'Enel dice che ha delle innovazioni tecnologiche, intanto potrebbe applicarle a quelle già esistenti, potrebbe applicarle, indipendentemente da una ulteriore richiesta. Tutte e due, la 4 e il 5 sono sull'innovazione tecnologica, non c'è un controllo sufficiente e accurato sugli inquinanti e quindi non è un'altra delle obiezioni che ci farebbero scattare una concessione di un'ulteriore centrale, soprattutto di tipo. L'osservazione numero 8, per esempio, afferma che la centrale, nella vostra osservazione, nella relazione non tecnica si afferma che la centrale sarà ubicata in un'area collocata nell'ambito di un corpo franoso presunto, scritto tra virgolette, ma segnalata dal comune come area a pericolosità elevata. Questo tra l'altro spazzerebbe via anche tanti altri obiezioni. È un elemento di più. C'è uno studio epidemiologico in corso, quindi l'opportunità direbbe, il buon senso anche, il semplice buon senso direbbe vediamo che cosa ci dice questo studio epidemiologico. Quindi queste osservazioni sono le osservazioni e le cose condivisibili, credo da chiunque. Per questo io avevo proposto al capogruppo della maggioranza che noi avremmo recepito le osservazioni dell'amministrazione e l'amministrazione se l'amministrazione avesse recepito, pur con qualche aggiustamento, la nostra mozione, in modo che di fronte a questo fenomeno che ci deve preoccupare, che tutti ci rassicurano, l'Enel rassicura sullo scarico, sulle emissioni che saranno controllate, mi sembra che l'amministrazione si preoccupi della salute di questa comunità, perché avete appena parlato di una centralina, dell'acquisto di una centralina da parte del comune. Quindi di fronte a questa cosa che credo riguardi l'intera comunità di Biancastagnaglio, io propongo di arrivare ad un documento condiviso da tutti, apportando anche delle variazioni alla
alla nostra mozione. Ho preparato anche un ulteriore documento, che se vogliamo leggere, se volete ascoltare, diteci ora voi. Noi la proposta l'abbiamo. Allora, io ritengo che l'unica cosa che si può fare, io metto in approvazione il punto 7 all'ordine del giorno della presa d'arte del Consiglio Comunale. Questo devo mettere in approvazione. Come ho detto, la cosa che si può fare è mandare la mozione senza che io entri nel merito, perché non conosco bene il nuovo elaborato, non è che mi si può dare mezz'ora prima del Consiglio, perché devo discutere con il mio Consiglio Comunale e con la mia giunta riguardo la nuova mozione che voi ritenete modificata, se non discute si rimanda questa senza che, perché se io tu pure approvando la mia e devo illustrare la mozione come oggi al Consiglio, perché altri documenti non possono essere inseriti durante il Consiglio Comunale, perché devono essere portati messi alla lettura di tutti, alla comprensione di tutti, alla discussione di tutti, poi se veniamo al Consiglio Comunale si liberano. Siccome gli atti devono essere prodotti dei giorni prima, come succede per la minoranza, succede anche per i miei della maggioranza e per la giunta, o si rimanda la mozione, eccetera, perché la mozione così com'è io sono costretto a appoggiarla con molta chiarezza. Perché non rimandiamo anche le osservazioni? No, le osservazioni sono già mandate ufficialmente alla Regione, questo le posso cambiare. È una presa d'atto, Ma è una presa d'atto di cui non posso fare a me, una presa d'atto. Io non è che chiamo Regione e dico, sanno benissimo, addirittura mi è stato dato dalla Regione il tempo per poter mandare 2 giorni dopo, perché così era l'accordo con la Fratoni e con il direttore Bernini di cui abbiamo fatto l'incontro. Noi l'abbiamo discussa, cioè queste nostre osservazioni non sono oggetto di una giornata, tant'è che sono datate addirittura prima della vostra interrogazione, della prima vostra interrogazione. Queste qui sono datate, queste sono state ragionate con dei tecnici, abbiamo visto tutte le valutazioni, siamo andati a vedere, questo è un oggetto di un lavoro che noi, tutto quello che è stato fatto in base al rapporto generale sulla geotermia del 20 dicembre 2007 e il successivo accordo del 20 aprile del 2009, perché qui ci sarà bene fare un consiglio comunale vero, perché qui addirittura ci sono delle inadempienze che già con la vostra precedente amministrazione doveva fare, che non sono state fatte. Ci sono tantissimi punti interrogativi di un accordo fatto da voi, quindi dal comune che doveva far rispettare, e che non sono stati rispettati. Dal 2007 al 2014 non sono stati rispettati degli accordi sostanziali, molti sono punti interrogativi, ma vi faccio un esempio. Termodotto dalla PC3 alla postazione PC8 per il teleriscaldamento dell'abitato di Piancastagnano non è stato realizzato. Quindi questo è un accordo di programma fatto e sottoscritto dal comune di Piancastagnano, addirittura in fase di autorizzazione per fare la centrale PC3, e che non è stato rispettato perché lei non l'ha fatto. Cioè la realizzazione di un nuovo pozzo produttivo nella stessa piazzola non è stato fatto. La realizzazione di opere di mitigazione paesaggistica non sono state fatte. Riguardo il protocollo. Se mi metto a leggere tutto quello di dismissioni, questo qui poi ve lo do, è un foglio, ve lo darò quando faremo la prossima discussione, un foglio come abbiamo esaminato uno per uno tutto quello che sono nell'accordo, sia del 20 dicembre 2007, sia il successivo accordo attuativo del 20 aprile 2009. Cioè a me meravigliano queste cose, meravigliano come un'amministrazione precedente accetta tutto quello che è comunque un paese geotermico, a differenza del comune della Baria, no? Il comune della Baria ha fatto, è dato un consiglio comunale, ha deliberato, allora disse il mio paese non fa accordi geotermici. Il comune di Piancastagnaio ha fatto accordi geotermici di cui il comune attualmente, il sindaco di Piancastagnaio deve far rispettare da un punto di vista ideologico, politico, ma anche di impegno nei confronti della precedente amministrazione e della regione del protocollo che sarà, deve far rispettare accordi che voi non avete fatto rispettare. Tuttora voi siete un comune geotermico a tutti gli effetti, ma non l'ha voluto il sindaco di ora e l'attuale amministrazione di ora, l'avete voluto voi, ma non voi, il signore dottor Veniera e dottoressa Sa, che si parla dagli anni precedenti,
Io mi meraviglio poi che qualcuno vada a fare l'assemblea, come sono state fatte, ringraziando Dio, non seguite dalla popolazione di Piancastagnaio, perché all'assemblea popolare del PD, in cui c'era Scaramelli, c'erano 12 persone di Piancastagnaio, compresi gli addetti ai lavori, la giunta, segretario del PD eccetera, e 30 persone della Badia, in cui Scaramelli prende gli impegni per la popolazione di Piancastagnaio, con 12 persone, in cui qualche assessore regionale e sindaco di allora dice la geotermia a Piancastagnaio no, senza se e senza ma. Fortunatamente ci sono le registrazioni, in cui si chiede la moratoria, chiesta la moratoria in quell'assemblea. La moratoria delle centrali. La moratoria di quali centrali? Le centrali, dico, la moratoria significa chiudere la valvola laggiù a Proramiana. No, ma si intendeva la sospensione di questa. No, si intende, non lo so. Allora, quando si dicono certe cose, quando io vado in regione, ci sono andato davanti a tutti i sindaci geotermici ora, e il presidente della regione e la Fratoni mi dice: ma che sta suggerendo a Piancastagnaio? Perché Scaramelli e Pezzini mi portano delle cose di cui noi non condividiamo assolutamente. E fa anche l'affermazione, dice: vabbè, si vede che sono in minoranza ora, lei non è presente, no? Anche queste sono cose registrate. No, dico, ma evidentemente forse non ci siamo capiti. Cioè, il PD da una parte mette la mano, dall'altra parte dice un'altra cosa, e poi le cose si fanno perché non c'è questa chiarezza. Quando si parla di idoneità e di non idoneità del territorio, non si dice la centrale sì o la centrale no. Io sto dicendo la centrale no, quella che è ora, come ce la presentate, perché sto sempre detto. Io addirittura, dicendo che ero un democristiano campagnano, dico, e quindi Rossi, quello che sta dicendo ora lei, mi tocca approvarlo pur non essendo della sua linea, vero? Io ho detto, ma stiamo scherzando? C'avevate il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, che venendo da quando venne dal suo viaggio in America, venne e disse pubblicamente: a Lamiata saranno sviluppate centrali di nuova cognizione a Lamiata, non è che ha parlato a Scardino. E si sapeva che l'unica zona della Lamiata dove potevano essere fatte era Piancastagnaio. Si sapeva, era scritto nome e cognome, perché ci sono 3 pozzi aperti, 3 pozzi aperti. Poi dopo, a un certo punto, no, diciamocelo con molta chiarezza, no? Questa cosa è sempre una cosa che abbiamo affermato noi. Noi abbiamo sempre detto, siccome qui il nostro territorio non può essere chiamato inidoneo, è come nasconderci che sotto c'è la geotermia. Se sotto c'è una miniera d'oro, io devo dire che c'è la miniera d'oro. Se c'è la miniera d'argento, io lo devo dire che c'è la miniera d'argento. Se c'è la geotermia, io lo devo dire che c'è la geotermia. Non posso dire che il mio territorio non è idoneo. Io posso dire che il mio territorio è idoneo, ma ora le centrali di questo tipo flash, che possono essere di un momento alla salute, e se lo erano anche prima, e allora bisogna avere il coraggio prima di chiuderle. Non soltanto subirle, perché se lo erano prima, lo sono anche ora. Io sto dicendo, io le centrali di quel tipo non le voglio più. Io voglio centrali o ibride o a emissione zero, che possono essere fatte, costano di più, producono di meno, però secondo me non possiamo mettere la testa sotto. Allora, noi come comune sia chiara la posizione. Ora, entro il mese di luglio, il comune di Piancastagnaio, come tutti i comuni geotermici e quelli che sono confinanti, è stata fatta una delibera. Ora deve uscire la legge. Quindi ieri ci hanno chiamati tutti in regione e ci hanno detto: vi mandiamo la scheda con tutti quelli che sono i vincoli dei vostri comuni, vincolo geologico, vincolo paesaggistico, vincolo archeologico, se c'è la castagna, se c'è l'olivo, se c'è l'olivete, eccetera. Su questo territorio a questo punto voi ci dite quali saranno i territori secondo voi idonei e non idonei. Noi come comune di Piancastagnaio diremo che certe zone del nostro comune sono idonee, perché non possiamo dire diversamente. Ci sono le centrali sopra, la zona di PC3 è una zona idonea, perché ci sono già corsi fatti, perché c'è già fatto tutto. Non è che poi si può dire che non è una zona idonea, si dirà che non è idonea secondo noi, secondo l'aspetto della salute eccetera, finché non ci saranno centrali di nuove generazioni che non avranno emissioni.
Ma dire che non è idonea significa dire che sotto non c'è niente. Questo è pazzo, è assurdo. Questo è pazzo, è assurdo. C'è un sindaco, ma a me chi me lo fa fare? Scusate, forse questo ci siamo arrivati. Io forse dopo altri 2 anni, no? Ma secondo voi i benefici di questa centrale, qualora venisse fatta e qualora fosse emissione zero e che quindi si prende soltanto la ricchezza per i nostri cittadini, ma che ne viene a questa amministrazione? Se ne parlerà tra 5-6 anni, no? Ma non posso divertirmi io a cavalcare la tigre e dire avete fatto le centrali inquinanti, le centrali le avete volute, e dal 60 che subiamo queste condizioni per una manciata di voti, una manciata di che cosa? Nemmeno di voti, di persone, perché se contiamo quanto è stata l'occupazione vera e propria qui attraverso le centrali, eccetto per lo sfruttamento, perché è arrivata la geotermia giù, saranno 15 impiegati, sono 15 impiegati forse in tutto il comune, di gente che lavora bene, 20? Ma vi rendete conto che cosa sta guadagnando lei nel nostro comune ogni giorno? Sapete che ogni giorno le centrali di Pian Castagnari quanto danno? Danno 160.000 euro al giorno. Dico, e vi sembra a voi che avete... Ma nemmeno le cicerche avete preso, scusatemi. Non vale la pena uscire con un documento condiviso. Ma allora, diciamo, allora io sto dicendo, il nostro documento è già non condiviso, il nostro è già pubblico, è già in regione il nostro documento con le nostre osservazioni, è un documento pubblico. Ora, se lo dovete condividere, lo condividete e vi ringrazio. La vostra mozione io, così com'è, visto che io devo approvare il mio documento, non posso fare altro che bocciarla perché non condivide il mio documento. Io l'unica cosa che posso fare è rinviamo la mozione, la ridiscutiamo, la sistemiamo e faremo un altro documento, ma questo così è. Oggi poi non è, cioè oggi anche da un punto di vista segretario posso io fare un documento diverso rispetto a quello che mi è stato presentato. Questo documento ha una mozione, ho approvato, ho bocciato, approvare ho detto non sono nelle condizioni di approvarlo, modificato non può essere modificato, può essere modificato una volta che l'abbiamo modificata insieme, l'hanno visto sia voi che noi, se il prossimo consiglio comunale si condivide in maniera diversa non si può fare. Perché io vado a approvare un documento che non esiste, che non è andato alla conoscenza degli altri, no? Forse Enzo tu hai visto, sai qual è il documento che andremo a approvare oggi, così, l'unico che lo sa è il capogruppo in qualche maniera, non lo sa nemmeno la giunta. Seduta stante nel consiglio comunale non è che si approvano documenti di questa portata e di questo tipo, si approvano una volta che ci si ragiona sopra e ci si vede. Il nostro documento ora va approvato per delle ragioni che non è un documento fatto dalla mattina alla sera, è un documento con tanto di studi dietro, con tanto di precisazioni, con tanto di motivazioni, con tanto di dicendo che noi non siamo assolutamente d'accordo su questa centrale. Per noi questa centrale non va fatta, questo è molto chiaro, no? Lo dice con molta chiarezza di quella nostra osservazione. Dice anche che non sono stati rispettati gli accordi, lo dice. Lei pensa che l'abbia rispettato gli accordi? Lei ne pensa che l'abbia rispettato? No, ho detto non l'ha rispettato, lo sto dicendo io, lo sto dicendo. Se no, te la racconto io una storia simpatica. Quando furono approvate le prime centrali, le 4 centrali, lei doveva fare un'opera che erano 150 posti di lavoro. Ma fatti? No, Ma no, anche se tirate dietro. Lo so, si parte però da problemi che esistono da 30 anni su questo territorio. Aveva dato una legge, giusto o sbagliato, aveva una legge che prevedeva la centralità dei comuni e delle regioni. Oggi credo che questo qui sia un meccanismo che non funziona. Sarà un'idea di grado, non è una allora, io credo che sulla geotermia da qui in avanti bisogna cominciare a discutere e dire quali sono gli interessi dei cittadini, più che del comune e più che della regione che chi se ne frega della determinate prendi, alle quali non crede più nessuno. Se si parte da questo tipo di presupposto, voglio dire anche un'altra cosa, un accordo, se non è coperto da sanzione, non ha nessun valore. Cioè ha un valore come gente una crimine, perché certamente un impegno morale, ma se si fa un accordo e poi si dice, boh, questo non c'è nessuna sanzione perché diamo la tabacca, allora l'accordo ha senso, altrimenti neanche quelli un contratto privato ha senso, no? Perché pure il pago
decennale, perché l'altra dichiarò che non era in grado di poter fare questo tipo di operazione. Ecco, io credo che oggi però è arrivato un momento di fare un ragionamento diverso. Non so più, cioè i comuni certamente che non coordinano ogni cosa, ma io voglio sapere, ma quali sono gli interessi dei cittadini che hanno qualche miliardo di uso, poca roba di la verità anche via? Non hanno nessun beneficio proprio nessuno. Allora vogliamo andare a discutere anche giù in Parlamento o in Regione, della Regione, di modificare le leggi per provare. Vogliamo stabilire anche di criteri dicendo l'energia a punto zero, come chiamano? Ora l'energia a punto zero dovrebbe costare più o meno, perché sappiamo noi tutti che in Italia l'energia costa quasi il doppio della Germania, della Francia costa il doppio e della Germania l'80% in più. Allora una rivoluzione sarebbe anche di dire paghiamo il kilowatt, non lo pagano ad esempio non lo pagano una guida di noi, sono i primi clienti cosiddetti tipo la Fiat. Lo sforzo deve andare in questa direzione, oltre che la direzione che ha detto te. Ma noi siamo stati assenti in questi tempi, perché hanno fatto delle cose, io mi scuseranno, ma quando me l'hanno fatto vedere mi stavano male, io ho detto proprio qui perché è senza senso le cose di quel genere. È senza senso alla luce dei nuovi bisogni che rappresentano le popolazioni e del nuovo modello di far politica che deve curare i cittadini, non tanto i comuni con tutti i loro apparati, con le storie che non finiscano mai, eccetera, eccetera. Quindi io, se quello lì è un documento di stop, lo approvo. Se non è così, il mio documento è fermo alla centrale così come viene fatta e come viene proposta e come ho detto con chiarezza anche al Presidente Rossi e di fronte ai comuni di Otelli, certamente qui bisogna rivedere l'accordo di programma per fare quali è il ritorno economico di questa gente. Questo è stato detto con molta chiarezza. io lo so anche Rossi che combattimento che fatto perché lei è giù. Poi se vogliamo sposare la tesi di Abbadia San Salvatore ci diciamo che è inutile discutere in questo consiglio comunale perché se dichiariamo il comune non idoneo significa non vogliamo fare niente. Si chiude, si dice la una domanda cosa. rispondere mi sembra che qui la politica si faccia la domanda e rispondere, perché oltre a quello ci sono altre strade. Le strade sono quali sono gli interessi di questo paese? E anche di Santa Fiore e anche di Abbadia, perché io non mi voglio pregiudicare l'interesse di queste strade, ma quali sono gli interessi effettivi? Ma che sono quelli della regione o anche quelli del governo, ma manco quell'idea. Sono anche quelli, perché noi siamo per il 90% viennesi, per il 2% senesi, per il 3% e il 5% italiani. Ok? Allora, gli interessi vanno rivisti come la famoso scelto degli economisti francesi del 700, no? È la stessa tipo di ragionamento. Sì, vogliamo vedere quali sono. Però non nascondiamoci dietro il dito, se no parliamo di sesso miliardi non ci siamo arrivati. No. Il punto in cui siamo oggi è questo. La regione deve fare una legge, sta facendo una legge sulla geotermia. Quella è una delibera, ora deve fare la legge sui territori idonei e non idonei. Il comune di Biancastagnari deve fare una scelta. La regione è quella che se il comune di Biancastagnari deve essere un comune idoneo, ascolta, deve essere un comune idoneo, ma secondo quello che dice il comune non è idoneo perché si fa la centrale nella riserva del Picelleto, che dite l'esempio, no? Però poi dopo c'è tutto il resto, dopo la partita è tutta da giocare. Ma se tu dici il mio comune non è idoneo, a parte il fatto stesso anche che tu dici che non è idoneo, ieri la Fratone l'ha detto a Monte Tranquillità, che cosa ha detto? Che poi chi decide la regione. Ma La legge regionale. Se voi voi andate a vedere perché qualcuno forse non l'avete studiato, se uno va a vedere l'accordo di programma che è stato fatto con la centrale, alla fine c'è scritto su tutte le osservazioni, no? Vista le osservazioni queste, saranno 30 pagine di osservazioni e tutti c'è scritto. La regione comunque approva. Non ha dato nemmeno ragione all'osservazione. Non ha detto che questa osservazione non è valida per questo, non è valida per questo. No, perché sennò non legge. Allora, o ci facciamo rimandare da loro o cerchiamo di governare il sistema. Questo è il problema, capito? Però bisogna anche avviare la popolazione. Io credo che bisogna governare il sistema. Senti, assieme c'era stata una riunione qualche giorno fa dove si diceva ma che sta succedendo sul momento che stava pagando tutte le piazze pubbliche? E era qualche funzionario regionale che era andato così, ma non detto poi no. Allora, una commissione
commissione ultimamente a Latina, e qualcuno si impone, è andata in Europa, è andata a Bruxelles e hanno parlato delle castagne, questo e quell'altro, poi c'è stato un commissario che ha detto ma la geotermia all'amiata è una cosa importante. Con questo poi risposto. 3.000 posti di lavoro abbiamo, ci sono 30 posti di lavoro. Quindi per dire c'è l'interesse dell'Europa, della nazione, della regione, e quindi a questo punto il rischio qual è? Di farsi governare da loro. Noi dobbiamo cercare di governare il più possibile. Ok, e so questo dobbiamo mettere perché io so che è convinto che non è possibile andare a giocare a cavate come il pensionamento armato, spacchi la testa, però fate le proposte regionali, perché qui ce ne sono tante di cose da Ora non siamo a livello di ora siamo a livello di dire no, la PC6 sono idonea per questo motivo, punto e basta. Questo è quello che stiamo dicendo. Per cui abbiamo detto questo. Non c'è se l'avete detto, questo è sulla mozione o si rimanda o io sono costretto allora, io credo l'impegno dei capigruppo dell'amministrazione a fare una mozione comune, una mozione condivisa, sentiamo l'impegno a incontrarci e vedere se si trova la strada e fare una mozione di tutta la popolazione. Una cosa vorrei aggiungere a proposito di queste osservazioni. La numero 10, mancata verifica delle ricadute socio-economiche. Ora, sulle ricadute socio-economiche, una notazione personale. Si promettono 80 occupati e 75 nuovi occupati, ma le ricadute socio-economiche le dovrà chiedere il territorio, le dovrà chiedere. Non mi piace, l'Enel dice fammi fare questa centrale e io vi prometto 80 posti, no? Sì. Ma qualcuno ha detto che eventualmente le chiede il territorio e le chiede l'amministrazione e soprattutto chi sta su questo territorio ci ha respirato e ci respira. Ma guarda, io l'ho detto anche, l'amministrazione comunale ritiene di approvare in maniera più approfondita la previsione di commentare i benefici che ricadranno sul territorio. Lo stesso, puntualmente. Non le ho parlato. Ma non ne avevo prima, l'ho detto anche, il realizzarsi dell'obiettivo. L'ho scritto dopo, è una dell'osservazione, ho detto non ci prendete in giro, perché ho detto vediamo l'obiettivo eccetera, l'ho scritto dopo. Magazzini, i nostri obiettivi sono molto semplici, non vogliamo più pagare per riscattarsi, perché è una forma di finanziamento di interesse. No, te lo spiego perché non ci sono più emissioni. Io se può te lo dico, però Dai, ok, si tratta. io sono il primo. Ma guarda che te lo fanno subito ai voti di questo genere. Prima questione, seconda questione, abbattere i costi per le iniziative imprenditoriali in territorio di energia elettrica, tanto per cominciare a fare. Poi per le questioni ambientali, anche quelle che vediamo se guadagnano tutti i soldi. Chi approva per il documento? Con l'impegno di fare una mozione. Io ho fatto con la... Ci troviamo con Baffoni e con Bedini per preparare una mozione condivisa. Io lo so che sono la mozione La vediamo in attesa di farne una. Si fa una mozione dietro il vostro impegno. allora, chi approva? Sì, allora approvare la mozione, bisogna fare la votazione per approvare la mozione. per inviare la mozione. Chi approva? Sindaco, io vorrei però dire una cosa, un'ultima. Questa disponibilità, questa richiesta di fare una mozione condivisa con l'amministrazione, io l'ho dichiarata in quell'assemblea e poi qualcuno di voi c'era. Io c'ero. Però si è fatta anche interazione. Tu era una voce con tanti altri che hanno detto tutti questi punti.